Benvenute in un nuovo video di Amazing Marty Makeup. In questo video vi faccio vedere tutte le cosine che ultimamente ho acquistato per la skincare, il corpo e tutto quanto. Comunque bentornate nel mio canale. Io sono rimasta assente perché sono stata in vacanza. Ho fatto qualche giorno all'estero, in particolare a Malta, bellissima, ve la consiglio. E poi sono stata una sera e un giorno all'Expo a Milano e ve lo straconsiglio, andate all'Expo perché merita. Poi, piccola parentesi, andiamo subito con i prodotti che ho acquistato ultimamente. Siccome ho riempito questa simpatica scatolina di cose, incredibile ma vero, cercherò di andare in ordine e vi dico che cosa ho acquistato. Allora, prima di partire per le vacanze sono passata un attimo da Douglas e ho preso questa maschera per i capelli alle proteine perché sono ritornata riccia, cioè i capelli di adesso non si direbbe perché fa un po' schifino, però sono ritornata riccia e questa è una maschera con le proteine, la cheratina e l'olio di mandorla. Sto leggendo dietro, la devo ancora usare, però spero comunque 25 ml di usarla almeno 2 volte e sto cercando di fare anche dei trattamenti un po' d'urto perché la permanente che ho fatto l'ho praticamente vinta così e quindi il parrucchiere mi ha fatto un po' quello che voleva lui e mi ha schiarito anche le punte, infatti qui sono leggermente più chiara e sono veramente secche, quindi ho comprato questa cercando di dare un boost di più di idratazione perché poverine ste punte si sono seccate. Poi, visto che stiamo parlando di maschere capelli, ho comprato anche questa monodose perché mi stava molto simpatica e mi sono ricordata che tempo fa una mia amica l'aveva presa ed era veramente buona. Ne ho usata una in vacanza e devo dire che la pettinabilità del capello era veramente ottima. Ovviamente io non l'ho tenuta in tempo di posa, questo scritto qua, l'ho tenuta molto di più. Quindi vabbè, poi la definizione al riccio perdeva un po', ma almeno non avevo stoppa ehm, al posto dei capelli e quindi ho preso questa. Se la trovate prendetela, è molto idratante. Sempre alla Douglas ho preso questa maschera per il viso, devo ancora usarla, però la confezione era troppo carina e non ho speso più di 2,5 euro, cioè dentro i 4 euro, tranquillamente. Ho preso questa qua che mi ha detto la tipa che sono 25 ml e va usata 3 volte, quindi quando la userò avrò l'accortezza di chiuderla. Era troppo carina, l'ho comprata. Poi, tramite mia sorella, ho avuto la possibilità di acquistare da Yves Rocher perché c'erano gli sconti e ho preso un po' di cosine. Allora, ho preso e mi sono dimenticata la maschera, vado a prenderla. Prodotti dell'Yves Rocher che ho comprato, comincio subito con questa maschera in mirtilli effetto ghiaccio. Ultimamente mi sto appassionando un sacco alle maschere, ne ho anche in tessuto, le ho prese da un'altra parte comunque. E questa è veramente carina, molto piacevole al viso e anche molto profumata. Tutta la mia skincare comunque è finita bellamente in frigo, quindi l'effetto ghiaccio è anche dato dal fatto che è in frigo ed è molto simpatica. Poi, sempre del Yves Rocher, ho preso questo shampoo senza schiuma delicato al biancospino. Devo ancora iniziarlo, ovviamente, questi sono tutti prodotti nuovi. Vi farò sapere com'è e penso che finirà nella mia borsa da palestra. O comunque vedrò quando ho finito un po' di robe di cominciarlo. La profumazione è fantastica, molto fresca e il fatto che comunque ho i capelli che tendono al secco disidratato me lo fa già apprezzare come claim. Vediamo che cosa fa. Poi dentro l'ordine sempre delle Rocher ho messo questo burro cacao alla macadamia. Ho avuto il piacere di provare un campioncino dell'olio, quello della Nux, spero si dica così,
quello della Nux, insomma. E una delle maggiori concentrazioni di attivo dentro è appunto l'olio di macadamia. Quindi ho detto, beh, perché no? Prendiamo un burro cacao all'olio di macadamia, che magari me lo giocherò più che altro quest'inverno. E anche questo lo tengo in frigo. Poi, sempre ovviamente prodotti che non uso adesso, però ho preso anche questo che è completamente sigillato ed è una crema viso, trattamento dermocalmante anti-rossori. Quando cominciano i primi freddi, di solito io mi arrosso qua, nella zona delle gottine proprio sotto le occhiaie, mi si vedono di più i capillari, anche la pelle diventa più fragile. Io posso mettere tutte le skincare del mondo, però quando fa tanto freddo proprio mi si vedono proprio tutto. Quindi ho pensato di aiutare la mia pelle con questo prodotto. Vi farò sapere com'è. Sono passata da Essence e in un delirio, non so, così, mi sono presa questo Eye Cup Makeup Remover per gli occhi. Si shakera e semplicemente quando il liquido dentro è miscelato, mettete sul cottoncino e struccate. Ovviamente per far sì che il bifasico faccia azione non dovete stare là a scartavetrarvi l'occhio, basta solamente che lo appoggiate e la parte oleosa la parte oleosa dello struccante farà l'azione di sciogliere tutto e poi dopo potete passare ma più delicatamente. E sempre in offerta ho preso dall'Essence queste 4 in 1 pad, dischetti detergenti 4 viso in 1. Allora, la cosa bella è che sono abbastanza grandi e sono ricoperti da queste micro palline, non so se si vede, che fanno un'esfoliazione leggerissima, tipo scrub. Quindi io l'ho sostituito allo scrub. Cerco di farne uno una volta alla settimana, ma alterno anche con un'altra cosa che adesso vi dico. Menzione d'onore, questo prodotto che è nuovo ma lo sto già usando e sono già arrivata a un quarto di tubo, è questo prodotto nuovo dell'Elvive. Allora, ho sniffato il packaging, cioè il contenuto, e mi piace un sacco, cioè proprio la profumazione è intensa, fiore, molto buona e il fatto è che io volevo tipo un siero che mi proteggesse i capelli, che mi aiutasse anche nello styling, perché questo si può usare in tanti modi. Qua è scritto sui capelli umidi, prima della piega, come tocco finale, quindi è un multitasking e io adoro i prodotti multitasking. Il fatto è che è fantastico, cioè aumenta l'idratazione del riccio un sacco, dà definizione e anche se non si mette la schiuma ti dà un bel riccio, quindi io ho una permanente fatta, però chi ha il riccio naturale secondo me è ancora meglio. Ovvio che come l'ho preso più che altro perché come inizio dell'inci c'è l'acqua e c'è l'olio di cocco e dopo c'è qualche dimeticone, qualcosa, però diciamo che più quello che fa da padrone è l'olio di cocco, quindi mi piace un sacco, anche la profumazione è fantastica e quindi questo è proprio buono. Poi prodotti ancora, finché ero in vacanza ho trovato il negozio fisico della The Body Shop e quindi mi sono presa 3 burri corpo, questo ovviamente è alla mandorla, questo è la fragola e questo è il miele. Ovviamente sono profumazioni che non userò adesso perché adesso ho altre creme a più facile assorbimento e quindi più che altro una crema per facile assorbimento
e questi voglio giocarveli quest'inverno. Comunque sono veramente cremosi, la fragola sa proprio da fragola, è fantastica. E voi mi direte che cavolo è? Allora, questo l'ho pagato 14 € ed è praticamente la risposta naturale del Clarisonic al, della The Body Shop. Allora, io tempo fa l'avevo visto su uno store orientale, però non mi sono fidata a comprarlo perché veniva una cavolata, poteva anche arrivarmi, però ho preferito di no perché se poi mi fermo in dogana un mese che aspetto, dico ma porca paletta, un mese per aspettare un cosino del genere. Quindi quando l'ho visto ho detto, beh dai, quasi quasi. Allora, le setole sono iper morbide e si può usare bellamente tutte le sere per lavarsi la faccia. È veramente fantastico e ho fatto anche la prova di schietto con il tonico e toglie veramente tutto. Quindi è una detersione molto molto delicata e proprio vedo anche la mia pelle risponde meglio. Qua è scritto di usarlo un po' su tutto il viso con movimenti circolari e anche sul collo. Non so qua se si vedrà qualcosa, le donnine qua che si incremano, che si massaggiano con questo simpatico aggeggino. No, cleansing brush. E questo è il mio acquisto, e questo praticamente lo lavo tutte le sere, quando ho finito lo metto sopra una spugnetta, lo ricompatto e lo lascio asciugare, che non mi... sì, è vero che ha la cordina, però non mi piace tenerlo appeso, non mi pare che si asciughi, non lo so. E poi colpo finale ho preso questa acqua profumata per il corpo al gelsomino ed è buonissima. Cioè, adesso forse è anche un po' troppo dolce. Io voglio giocarmela verso il periodo più fresco. Però questa è proprio... Quando sento il gelsomino io non capisco più niente. Cioè, è buonissima. E questa l'ho pagata tipo 6,5 € Ottimo. Bene, questi sono i miei poveri acquisti. Se per caso avete anche voi dei prodotti che avete acquistato, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Scrivete, mi raccomando, numerose, che voglio sapere tutte le cose che acquistate perché tanto io prendo nota. E vi mando un prossimo video con le novità del make up. Un bacione, ciao ciao!